È stato ritrovato stamattina il cadavere di Enrico Usai, l'escursionista di Mogliano di 46 anni disperso da sabato nella zona di Punta Almana sopra Sale Maresino nel Bresciano. Dopo aver perlustrato i luoghi in cui si presumeva potesse essersi diretto, i soccorritori hanno trovato tracce del suo passaggio in prossimità di un canale molto ripido. Mentre le squadre territoriali del soccorso alpino bresciano con i colleghi della Guardia di Finanza si stavano avvicinando, l'elicottero ha individuato il corpo del 46enne dall'alto. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe scivolato lungo il pendio sull'erba ghiacciata, cadendo per una ventina di metri da un roccione. I traumi riportati ne hanno provocato il decesso. Grande appassionato di montagna, Enrico Usai amava trascorrere il tempo libero facendo lunghe escursioni. Il 46enne era oramai di casa a Clusane di Iseo, dove si era trasferito per lavorare in una ditta di Sarezzo. Lunedì avrebbe dovuto trovarsi in Germania per una trasferta di lavoro, ma non è mai arrivato a destinazione, così i colleghi hanno dato l'allarme. La denuncia di scomparsa è stata presentata solo martedì mattina alla stazione dei Carabinieri di Conegliano Veneto, comune d'origine del 46enne, e sono immediatamente scattate le ricerche.